Un caro saluto a Emanuele Franz, un amico, un intellettuale, uno scrittore di assoluto valore, e a tutti voi amici che, nonostante il momento di difficoltà, avete ritenuto di svolgere lo stesso, sia pure in via telematica, questo convegno dal tema molto importante, Identitas, Fede e Scienza. Io voglio portarvi soltanto un breve saluto, un piccolo contributo da un osservatorio che forse un tempo si sarebbe considerato privilegiato, quello europeo, che invece in realtà in queste ore mostra la corda, mostra le sue difficoltà, la difficoltà forse anche di ritrovare un senso comune, una missione, un'idea che stia alla base del nostro stare in Europa. E i temi, l'identità, la fede e la scienza, proprio in questi giorni in realtà si incrociano, si mischiano tra loro, perché quando viene meno l'idea di una missione comune, l'idea di una identità comune che quindi riesca poi anche ad essere base per dare poi delle risposte concrete in termini di politica, in termini di operatività delle risposte che i cittadini si attendono, a maggior ragione in un momento drammatico di emergenza. Forse sarà il caso, il giorno in cui questa emergenza sarà finita, di tornare ad interrogarsi sul rapporto tra queste tre dimensioni e su come queste tre dimensioni, interagendo, possano tornare a vivificare il progetto europeo, oppure diversamente, se ciò non sarà fatto e non sarà guidato anche dalle elite politiche, intellettuali e culturali del nostro continente, che cosa ne sarà diversamente della unità politica dell'Europa. Devo dire che il piano dell'Identitas noi l'abbiamo percepita come mancante in questa fase, no? Non è mancata l'identitas, è mancata la solidarietà, che dovrebbe essere alla base di un progetto di unità politica, di un progetto comune che proprio su una solidarietà post-bellica pose le sue basi, le sue prime radici. La fede è stata di fatto espulsa dalla dimensione pubblica del progetto europeo. L'Unione Europea è diventata uno degli agenti della espulsione della fede dalla dimensione pubblica, un relativismo, una relativizzazione estrema di cui le istituzioni europee sono state veicolo nella logica del globalismo e della perdita di ogni radicamento identitario, e la scienza che pure dovrebbe essere sostenuta nella sua dimensione di razionalità, che invece si scontra con gli egoismi di chi molto ha e non è pronto a condividere con chi invece dovrebbe far parte con lui di un progetto politico, istituzionale, culturale, identitario comune. Quindi sono tre dimensioni che si intersecano e che tutte e tre evidenziano sempre di più le tante carenze dell'attuale dimensione politica e istituzionale dell'Unione Europea. Perdonatemi se ho voluto provare a dare questo tipo di taglio, ma sicuramente oggi, parlando dall'Italia, quindi dall'Europa, non si può prescindere da un'analisi di questo genere, dal fare il punto su quelle che sono le evidenti contraddizioni, carenze, mancanze e difficoltà di un progetto che nasceva in realtà su una identitas comune di popoli che avevano sofferto, ma che avevano certamente alle proprie spalle una radice culturale di millenni di civiltà comune, e che invece si è perso per via di una finanziarizzazione, di una burocratizzazione dell'ideale europeo. La fede, che essendo elemento costitutivo identitario dell'identità europea, è stata espulsa a partire da quando vennero di fatto espulse le radici cristiane, il riferimento alle radici cristiane nell'allora progetto di Costituzione europea, e la scienza che diventa un unico faro in termini di ideologia ultrarazionalista, con l'idea della contrapposizione nei confronti della fede. Invece chi come noi crede nei valori tradizionali, nei valori dell'appartenenza comunitaria, sa che fede e scienza devono essere conciliati, e sa allo stesso modo che questo non può avvenire fuori da un perimetro identitario comune. Non è facile far passare questi concetti nel dibattito pubblico europeo, è quello che nel mio piccolo, io e i miei
miei colleghi cerchiamo di fare per cercare di riportare anche un po' più in alto il livello del dibattito culturale in Europa, perché altrimenti noi appassiremo dietro a parametri e a feticci che purtroppo stanno dimostrando tutta la loro vacuità proprio in questi giorni, e si perde invece di vista il senso profondo di quello che dovrebbe essere lo stare insieme da europei. Io ringrazio, mi complimento ancora per l'altissimo livello degli ospiti e per la tenacia con cui ha voluto Emanuele fare comunque questo convegno. Vi ringrazio ancora, vi mando un grande saluto e un incoraggiamento di cuore a non mollare in questa fase difficile.